Carissimi ascoltatori di Radio Attività, Guido Roberti al microfono. Oggi mi sento davvero a casa, in tutti i sensi, sarò di parte, ma ho il piacere di condividere alcuni minuti al microfono dal campo di San Giovanni, il rione nel quale sono nato, il rione nel quale sono cresciuto, il rione nel quale vivo tuttora e nel quale spero di vivere ancora tanti anni, perché veramente si sta bene, e mi lega ovviamente a questo rione anche la squadra rappresentativa, il San Giovanni Calcio, società storica, società rossonera che batte forte da tanti anni, e quindi in questo spazio su Radio Attività avremo il piacere oggi di parlare per qualche minuto con diversi protagonisti. Lo faremo dall'istituzione, presidente del San Giovanni Spartaco Ventura, ad alcuni collaboratori, fino ai giocatori, fino anche ai giovani ultras, che sono una tipicità di questa società. Ma per introdurre questa intervista radiofonica, innanzitutto l'ideatore Francesco Scabbar, che è un po' l'uomo immagine del San Giovanni Calcio. Lo ringrazio innanzitutto per l'invito. Franz, dandoci naturalmente del tu, San Giovanni si respira storia, letteralmente, del calcio dilettantistico triestino qui. Senza dubbio il San Giovanni è la società storica per eccellenza di Trieste, tenendo conto che il Ponziana non esiste più, la squadra più antica di Trieste, e quindi una società che merita di tornare ai lidi che gli spettano. Ascolta, tu sei sostanzialmente l'uomo immagine, ho detto, perché dietro al social network, a tanti aspetti del mondo della comunicazione San Giovanni ci sei tu, c'è tanto impegno, non sei solo logicamente. Raccontami un po' proprio il tuo lavoro, la tua passione per questi colori e quello che fai. Allora, innanzitutto preciso una cosa, che San Giovanni è rione dei miei nonni materni. Quindi io comunque sono legato effettivamente a questo rione, perché i nonni materni abitavano qui, ci sono conosciuti qui. Quindi io ho iniziato come calciatore, diciamo, come allenatore all'Esperia, dopo che ho finito di leggere calciatore di 19 anni, e sono sempre rimasto legato a questo rione, prima con i colori gialloneri, poi con i rossoneri. Il tuo lavoro qui, nel senso, come presti il tuo tempo a questi colori adesso? La mia specializzazione è preparatore dei portieri. Faccio questa cosa qui da 10 anni con grandi soddisfazioni, perché devo dire che ho avuto sempre tanto materiale, tra virgolette. Poi prima un po' in maniera casuale, poi in maniera sempre più sistematica, ho pensato di dare un'immagine a questa società attraverso il sito, social network, YouTube, tutte queste cose qua, perché secondo me sono fattori fondamentali per veicolare l'immagine societaria, che secondo me fino a qualche anno fa erano un po' trascurati. E devo dire che soprattutto su Instagram siamo seguitissimi. Ovviamente non sono il solo, perché ho una squadra dietro, che anche i ragazzi di una squadra che mi danno una grossa mano. È una società che veramente ha una storia da raccontare, che è stata raccontata in un libro di cui tra l'altro il presidente Ventura mi fece dono alcuni anni fa, oltretutto 2025, ormai gli anni iniziano a diventare davvero tanti, e sarebbe bello rivedere questa società di San Giovanni in categorie più alte. Chiaramente, come tutte le società dilettantistiche, ci sono stati degli alti e dei bassi. Quest'anno il campionato è comunque molto competitivo, il San Giovanni nella parte alta della classifica e sta lottando. Ascolta, io lascerei a te introdurre anche un po' questo concetto dei piccoli ultras, no? Perché so che voi avete un gruppo di ragazzi che indossano poi i colori del San Giovanni, che animano poi la tribuna qui in Viale Sanzio o in Via San Cilino, come, perché per chi così conosce il posto sa che la tribuna è collocata sul retro rispetto a Viale Sanzio, però insomma è una curva giovane e calda. Diciamo che abbiamo circa un rappresentante per ogni squadra del settore agonistico, e quindi un'idea carina, perché testimonia l'attaccamento di ragazzi che hanno per questa società storica e che merita, secondo me, di essere sostenuta. Diciamo che l'idea forse è nata un po' per caso, proprio vedendo le partite domenica, ci si ritrova qui qualche tamburo, qualche coro, e poi la cosa secondo me ha trovato una implementazione più sistematica, più seria, tanto che adesso ci sono gli ultras Angeli. Adesso
Li conosceremo. conoscere.